A quest'ora avrebbe già dovuto essere completato, direbbe qualsiasi maestrino che da tempo ormai ha sotto gli occhi la desolazione dell'area dell'Umberto I. E non puoi chiamarla in altro modo, un cumulo di macerie lì dal 2009 in attesa di qualche progetto che venga approvato. L'idea e il progetto però in realtà ci sono, tanto che appunto il sindaco Giorgio Orsoni già a dicembre dell'anno scorso aveva detto che il parcheggio all'ex Umberto I era ormai cosa fatta. Fatto sta che ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, sono emerse dalle macerie di quell'ospedale tutte le perplessità sul parcheggio da 360 posti e il progetto globale di riqualificazione dell'area di cui è titolare la società DNG. Destinazione commerciale da 9.000 a 16.000 metri quadrati. Ad essere contrario, o meglio a pensare che la discussione non debba essere solo su quel particolare progetto, ma che si debba guardare all'intero sistema città, è l'Ascom Confcommercio. Se ci si chiede, volete che l'area dell'Umberto I venga migliorata? È chiaro che rispondiamo di sì. Nel contesto complessivo di quell'area, perché altrimenti stiamo parlando di nulla. Di tutt'altro avviso invece la Confesercenti, favorevole non solo alla destinazione parcheggio che potrebbe, secondo la Confesercenti, andare incontro alle esigenze della città, ma anche alla destinazione commerciale. La città non si può permettere di mantenere un buco come questo. Abbiamo la necessità quindi di realizzare un intervento certamente non a tutti i costi. E dall'altra parte abbiamo la necessità, soprattutto per il commercio, ma direi per la città, che alcune funzioni come quelle commerciali debbano trovare lì un insediamento piuttosto anche significativo per diventare un forte attrattore e per dare quindi, per rilanciare la competitività di Mestre. Alla fine l'assessore Ferrazzi ha comunque avuto l'ultima parola, o così o ci teniamo il buco, e chissà che alla fine non succeda per l'ennesima volta proprio questo.